L'incoraggiamento quotidiano. Lunedì 23 agosto 2021. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Salmo, capitolo 32, versetto 8. Avrò gli occhi su di te. La vita ci mette spesso in situazioni difficili. A volte ne restiamo talmente confusi da non saper discernere cosa sia bene per noi. Capitano frangenti nei quali non sappiamo nemmeno per cosa pregare, né cosa sia opportuno chiedere a Dio. La parola del Signore ci incoraggia ad essere fiduciosi in ogni circostanza della vita. Dio stesso ci rassicura, promettendoci che non ci farà mai mancare la sua guida. Anche nei momenti più difficili, nei quali ci potremo sentire abbandonati a noi stessi, Dio sarà vicino a noi. Quando non sapremo che cosa fare, il Padre Celeste ci farà udire una voce dietro di noi che dirà: questa è la via, cammina per essa. Quando le onde delle tempeste ci investiranno, quando i frutti giungeranno fino a noi e ci sentiremo soccombere, guardando in alto scopriremo che il suo sguardo pieno d'amore sarà su di noi. Egli non è estraneo ai nostri affanni e ai nostri dolori. Se soltanto lo cerchiamo, incroceremo gli occhi benevoli e attenti di colui che ci ama e non ci abbandonerà mai. Lettura tratta da una pagina del calendario La Parola Giorno per Giorno, edito da Adi Media, realizzata dal gruppo Tutti Insieme della Scuola Domenicale della Chiesa Cristiana Evangelica Adi di Castellanza.